Gas ed energia elettrica, la paura fa 90. Parliamo dei costi delle bollette che salgono e schizzano alle stelle e dei dati elaborati da Demos per l'osservatorio sul nord-est del Gazzettino, dati che ci dicono come 9 su 10 abitanti del nord-est siano spaventati dai rincari e dagli aumenti dei prezzi dell'energia. Aumenti che preoccupano molto il 53% dei veneti, dei friulani e dei trentini, e preoccupano abbastanza il 37%, quindi in totale il 90% degli intervistati è molto o abbastanza preoccupato. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto, oggi è mercoledì 11 maggio 2022, la prima notizia del giorno riguarda, come abbiamo sentito, la preoccupazione dei veneti per gli aumenti delle bollette e soprattutto dei prezzi dell'energia. Soltanto 1 su 2, anzi meno della metà degli intervistati è favorevole all'ipotesi però di un taglio dei consumi. Si spaccano completamente su questo tema gli abitanti del nord-est, il 48% è a favore di imporre una riduzione dei consumi energetici personali e familiari, il 52% invece dice no. È interessante vedere il profilo di chi vorrebbe il taglio dei consumi. Se guardiamo alle fasce d'età, le uniche due fasce d'età in cui la quota dei favorevoli supera il 50% sono i giovani e gli anziani, 52 e 51% a favore appunto del taglio dei consumi. Guardando invece il profilo dell'occupazione, a sostenere la necessità di un taglio dei consumi sono i liberi professionisti e le casalinghe, sostanzialmente contrarie a tutte le altre figure, operai, imprenditori, studenti, disoccupati e pensionati. Voltiamo pagina, la sanità. Ieri in Consiglio regionale si sono svolte le audizioni delle sigle sindacali dei medici di medicina generale. Si è parlato dei cosiddetti baby medici o anche dottorini, i corsisti, gli specializzandi di medicina generale, ai quali la giunta vorrebbe affidare fino a 1.000-1.200 assistiti. Allora leggiamo i titoli sul Gazzettino di oggi: giovani medici, la Lega è pronta a tirare dritto, norme in aula martedì. Ieri appunto le audizioni dei camici bianchi in commissione, obiettivo un rapido esame del testo, cosa che appunto si è esaurita nella sola giornata di ieri. Scassola della FIMG dice niente fughe in avanti, Leoni invece del Cimo più cautela nel primo anno. Sono state diverse le osservazioni appunto dei sindacati che si sono espressi in modo anche molto critico rispetto a questa norma. La Lega però tira dritto, la Presidente della Quinta Commissione Sanità parla di risposta concreta alle esigenze, l'opposizione rivendica che grazie a loro è stato ripristinato il confronto. Sulle pagine dei quotidiani del gruppo Gedi una lettura un po' diversa: raggiunta l'intesa sul tema dottorini, ma sull'emergenza rimane lo scontro. Inaccettabile che ci siano neolaureati nei pronto soccorso. Questa è una posizione espressa dai sindacati che sono intervenuti ieri appunto delle audizioni. Il tema è quello appunto dell'utilizzo di neolaureati nei reparti dell'emergenza urgenza che secondo i rappresentanti dei camici bianchi richiederebbero una particolare esperienza che si acquisisce solo col tempo. Quindi martedì il voto dei due emendamenti, quello sui baby medici, sui dottorini, e quello invece sui neolaureati nel pronto soccorso, martedì appunto verranno votati e discussi in Consiglio regionale. Sempre parlando di sanità, sulle pagine dei quotidiani del gruppo Gedi e del Corriere del Veneto oggi un approfondimento sulle carenze di medici e i vuoti sanitari. Un approfondimento che entrambi i quotidiani dedicano al passato, nel senso che cercano di spiegare e di ricostruire le ragioni di questa riduzione
e di questa mancanza di dottori specializzati negli ospedali del Veneto. Secondo appunto i quotidiani del gruppo Gedi si tratta dell'esito di un passato di tagli continui. La riduzione del numero degli ammessi a medicina e alle specialità ha prodotto questi vuoti nell'organico della sanità veneta. La ricostruzione appunto di Fabiana Pesci. Sul Corriere del Veneto un articolo ancora più dettagliato, un'intera paginata: ospedali, come si è arrivati a questa situazione, perché in Veneto mancano camici bianchi. Questo è il titolo con un enorme punto di domanda. L'articolo di Michela Nicolussi Moro, domande e risposte, 10 punti, appunto articolato proprio così, con delle domande e poi delle risposte che svolge ovviamente la giornalista. C'è una carenza di 1150 specialisti, frutto di anni di imbuto formativo e del tetto alla spesa per il personale imposta alle regioni. Non si trovano anestesisti, radiologi, pediatri. Le questioni sono appunto 10. Esiste una mancanza di medici nel Veneto? Sì, è stata quantificata per la prima volta il 3 dicembre 2018. 1295 specialisti all'epoca. Quali sono gli specialisti più difficili da trovare? Per l'emergenza Covid non sono state concluse assunzioni straordinarie. Poi ancora, perché non ci sono abbastanza medici bianchi? Non è una professione attrattiva o le università non ne laureano a sufficienza? Cos'è la borsa di studio? Quando possono entrare nel mondo del lavoro i medici? E poi ancora, perché mancano anche i medici di famiglia? Quanto guadagnano i medici, i camici bianchi nel Veneto? Perché i medici dell'azienda ospedaliera di Padova, centro di riferimento regionale e internazionale, guadagnano meno dei colleghi del resto del Veneto? E infine, perché i medici preferiscono lavorare per le cooperative alle quali sono stati appaltati finora 18 pronto soccorso su 26? E in questo caso la risposta è molto semplice: perché in attività libero professionale possono gestire il loro tempo come credono, senza turni di notte, festivi e guardie, e soprattutto perché guadagnano di più. Per un turno di 6-8 ore il compenso va dai 600 ai 1200 euro a seconda del reparto in cui prestano servizio. Non ci sono burnout, doppi turni, riposi che saltano e migliaia di ore straordinario non pagate. Insomma, chiaro perché uno sceglie in questo caso la libera professione. Poi c'è un numero in grande: 178 nuove leve sono i medici assunti a tempo indeterminato dalla regione nell'ultimo periodo. Al 31 marzo 2022 gli ospedalieri risultano 8.111 contro i 7.933 del 31 dicembre 2019. Invece i medici di famiglia sono scesi da 3.100 a 2.884 per i pensionamenti, e continueranno questi pensionamenti perché entro il 2026, come abbiamo sentito già anche ieri, ben 800, cioè altri 800 medici di base lasceranno il proprio ambulatorio. La scuola di sanità pubblica dovrebbe in questo periodo prepararne 713. Ovviamente c'è il rischio che non tutti concludano il corso e comunque i conti non tornano, nel senso che saranno di più quelli andare in pensione che quelli formati dalla scuola appunto di sanità pubblica della regione. Insomma, questo lungo approfondimento molto interessante sulle pagine del Corriere del Veneto. Michela Nicolussi Moro, abbiamo detto, per chi fosse interessato consiglio la lettura. Sempre sul Corriere del Veneto, restando a parlare, parlando ancora di sanità, hacker all'ULSS di Padova, spunta la chat segreta, dimmi quanto vuoi, dammi 3 milioni. Un servizio di report in televisione, aperta l'inchiesta del garante della privacy. Di cosa si sta parlando? Parliamo della vicenda incredibile che abbiamo seguito qui nelle puntate di Sveglia Veneto a partire dal dicembre scorso, ed è il caso degli hacker, dell'attacco hacker alla rete informatica dell'ULSS 6 Euganea. Insomma, la trasmissione Report, il programma di approfondimento di Rai 3, nella puntata andata in onda lunedì sera ha diffuso l'intera conversazione che sarebbe avvenuta via chat tra due contendenti, quindi un dipendente dell'ULSS e un presunto hacker, tra il 3 e il 5 dicembre 2021, ovvero
a pochissima distanza dal furto dei dati sensibili. Insomma, da quanto emerge nella trasmissione Report, pare che ci sia stato uno scambio e sia stata anche abbozzata una trattativa con la quale si cercava di ottenere la restituzione dei dati e soprattutto il fatto che questi dati non venissero poi pubblicati, cosa che invece è successa almeno in parte a metà gennaio di quest'anno. Un altro gruppo hacker pare ha pubblicato appunto migliaia di file, forse non tutti, e comunque è incredibile come ancora oggi la questione sembri, l'unica questione che viene affrontata sia quella appunto della pubblicazione dei dati, come se i dati sanitari di migliaia di cittadini, in questo caso padovani, non avessero un valore e gli hacker non potessero fare altro che pubblicarli, quando invece probabilmente questi dati hanno avuto un altro tipo di circolazione, anche non si sa, non è detto, ma il tema non viene approfondito, almeno non sui quotidiani di oggi e nemmeno sulla stampa degli ultimi mesi. Noi proseguiamo e sempre parlando di sanità, ma in questo caso è più che altro un gossip, scopriamo che Andrea Crisanti è amico da tempo di Vittorio Sgarbi, gli ha regalato una delle sue 90.000 bottiglie, parla di per il suo 70° compleanno che Sgarbi ha celebrato con una crociera. Crisanti racconta alla sua festa selfie e ragazze, qualche bella ragazza c'era, ma io sono un vecchietto, ho chiacchierato un po' e basta. Mi hanno chiesto parecchi selfie, li ho fatti senza mascherina, dice Crisanti. Racconto è questo. Chiudiamo questa lunga pagina di sanità e appunto gossip, parliamo di politica. A Verona l'ex capogruppo del PD si ricandida con Sboarina, il sindaco uscente sostenuto da Fratelli d'Italia e dalla Lega. Carla Padovani si chiama l'ex capogruppo del Partito Democratico, abbandonati i Dem per le sue posizioni anti-abortiste, sosterrà il sindaco a cui si opponeva. Era di area cattolica, era stata eletta nel 2017 con 739 preferenze nella lista del PD. L'articolo sul Corriere del Veneto, curiosità tutta veronese. Sanzioni, parliamo di economia e appunto delle sanzioni che vengono aggirate. Un articolo interessantissimo sul Gazzettino di oggi di Marco Agrusti, che spiega come a nord-est le aziende dei settori più colpiti cercano vie legali naturalmente per ovviare all'embargo. Sanzioni, così l'impresa cerca di non perdere i mercati russi. Tonon della Confindustria del Friuli Venezia Giulia dice: molti si affidano a consulenti specializzati in questa materia. C'è qualche dato: il 20% delle esportazioni del settore legno mobile italiane verso la Russia sono appannaggio delle imprese del nord-est, un mercato difficilmente sostituibile in tempi rapidi. Appunto questo è un po' settore più colpito, ed è interessante questo fenomeno appunto delle sanzioni che prima vengono imposte e poi in qualche modo, Gazzettino dice, naturalmente con vie legali, aggirate. Le ultime notizie flash: a nord-est confermate 11 bandiere blu. Da Rosolina a Lignano tutte le spiagge di Veneto e Friuli Venezia Giulia ottengono il prestigioso riconoscimento. Confermati i vessilli per la qualità dell'acqua e i servizi in spiaggia. Insomma, qualcuno ci verrà a raccontare che il Veneto e il Friuli Venezia Giulia hanno le spiagge e il mare migliori del mondo, e allora tutti a Jesolo, tutti in vacanza a Jesolo o in un altro naturalmente litorale tra il Veneto e il Friuli. Infine la vicenda a Treviso, libero il poliziotto che ha travolto e ucciso il 17enne. La notizia l'abbiamo sentita ieri, appunto sono stati però revocati gli arresti domiciliari all'agente che ubriaco ha appunto travolto e ucciso il ragazzo di 17 anni domenica sera a Paese. Il titolo del Gazzettino: Treviso poliziotto libero, ora vorrei incontrare i genitori di Davide, ma la risposta in qualche modo la troviamo sulle pagine del Corriere del Veneto con il titolo di segno opposto, diciamo: il giudice libera il poliziotto investitore, e poi c'è un virgolettato dei genitori della vittima
per lui dovevano buttare via la chiave. Resta l'accusa di omicidio stradale naturalmente, ma viene tolta la misura restrittiva, quindi gli arresti domiciliari, la rabbia dei genitori di Davide. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato Sveglia Veneto, io sono Jack Calcetto, a tutte e tutti voi una buona giornata.